Vaccini e permanenza a scuola dei bambini che frequentano le materne per cercare di superare l'imbarazzo che vivono famiglie e asili di fronte alla norma secondo cui i piccoli non vaccinati dovrebbero rimanere a casa a solo un mese dalla fine dell'anno scolastico. Interviene la direzione dell'ULSS 2 che lunedì convocherà le scuole d'infanzia per predicare buonsenso. Il direttore generale Francesco Benazzi invoca elasticità, la stessa che ha chiesto ai suoi collaboratori, quelli che dovrebbero andare a verificare l'applicazione della legge. Siamo a fine anno e io sono convinto che lavorando ancora con le persone riusciamo a recuperare un 30-40% di persone che oggi sono contrarie alla vaccinazione. Prossimo anno scolastico ragioneremo, vedremo e ovviamente nel momento in cui questi non accetteranno di fare le vaccinazioni terranno i figli a casa dall'asilo. E alle scuole Benazzi chiederà la medesima comprensione nei confronti delle famiglie. Essendo a fine anno dobbiamo avere un po' tutti un'elasticità per capire ed aiutare ad agevolare e a fare un'educazione nei confronti delle famiglie che oggi ritengono che la vaccinazione sia poco utile. L'ULSS cerca dunque di temporeggiare per non penalizzare innanzitutto i bambini che d'improvviso si troverebbero esclusi da scuola, in base a una legge che il presidente della regione Zaia continua a criticare duramente. Ricordo che come regione proponevamo modestamente un decreto per portare questi bimbi della scuola dell'infanzia 0-6 anni fino a fine anno scolastico, ci hanno detto che era una roba inammissibile. Però prendiamo atto che il decreto Lorenzin prevede che i bimbi 0-6 anni se non sono vaccinati se ne devono andare a casa. I 6-16 anni scuola dell'obbligo possono restare tranquillamente da non vaccinati a scuola. Allora io mi chiedo come fa qualsiasi genitore, è pericoloso oppure no? Non era pericoloso adottare il nostro sistema, la non coercizione, il dialogo con i genitori e avere quel modello che aveva solo il Veneto del vaccino facoltativo dialogando con i genitori.